Adesso apriremo questa pagina di storia. Siamo già nel 1942, Xir parte, poi ci sarà Darmir, un anno dopo altri tanti ragazzi che partiranno in questa immane tragedia, a volte con gelo implacabile. Ora vi racconteremo delle pagine importanti, ma soprattutto che sembra quasi che diano speranze piuttosto che tristezza. E cominceremo con l'ultima notte. L'ultima notte è un po' per resoconto di quel dicembre del 42, quando ormai i russi sfondano, passano quasi sul luogo ghiacciato, riescono a eliminare le linee rumene, ungheresi, circondano piano piano tutto il contingente anche italiano, che comincia una ritirata incredibile per tantissimi chilometri, per quasi un mese combattendo giornalmente per cercare di riuscire a portare la pellaccia dall'altra parte. L'ultima notte racconta quel desiderio di quei soldati ancora in trincea che pensano a Natale, pensano a casa,